La gobbola in realtà viene percepita, e l'abbiamo visto anche poco fa, come un elemento, come dire, cionfraiuolo si direbbe a Sassari, no? E in realtà in questo senso hanno un elemento le gobole, di tre che parlerò, che è un elemento di critica rispetto al contesto sociale in cui la gobbola si esprime. È una sorta di gossip cantato. La gobbola sassarese dobbiamo sapere che è stata perseguitata anche dagli statuti sassaresi medievali, ma erano punibili esclusivamente monetariamente, mentre invece sotto il governo spagnolo per 4 secoli chi si permetteva di fare una gobbola così profonda, ingiuriosa, poteva incappare anche nella pena capitale. Se lo trovavano aveva finito di vivere. Quindi la gobbola vista piuttosto come genere poetico, in questo senso, di tipo popolare ma anche semicolto, in certi casi anche colto in tutte le gradazioni, perché in effetti possiamo individuare nella gobbola diversi registri stilistici che vanno appunto dalla gobbola più popolare a quella invece più elaborata, frutto anche della... Ma come era ora che qualcuno e cominciasse a fabbidà di lingua sassaresa, no? A chi finza va, lui che abbiamo inteso dello sassareso era un dialetto che serrago, no?